Eder. Mech. Pallister. Il caso di Liliana Resinovic continua a catturare l'attenzione pubblica, sollevando interrogativi inquietanti su cosa possa essere realmente accaduto alla donna scomparsa e successivamente ritrovata morta. La criminodinamica, ovvero la ricostruzione cronologica e sequenziale degli eventi che hanno portato a certe lesioni, potrebbe offrire nuove prospettive su questo misterioso caso. Partiamo dalle lesioni presenti sulla mano destra di Liliana, in particolare sul dito indice e l'annullare. Secondo il medico legale, queste ferite potrebbero raccontare una storia di lotta o difesa. Gli esami condotti dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo hanno rivelato un'infiltrazione ematica sotto il palmo della mano. Un segno che indica che queste lesioni furono inflitte quando Liliana era ancora viva. Questo dettaglio, apparentemente piccolo, può avere rilevanti implicazioni, potrebbe indicare un tentativo disperato di difendersi da un aggressore. Un altro elemento intrigante è l'orologio che Liliana indossava al polso destro, fermo sulle 9:17, con una piccola scheggiatura alle ore 5. Questo potrebbe essere il risultato di un impatto violento, forse durante un tentativo di difesa o di fuga. È stato sottolineato come le lesioni fossero più evidenti sul lato destro del corpo, suggerendo che Liliana possa essere stata colpita da un mancino o da un destrimano con il dorso della mano. Le lesioni erano distribuite su palpebra, narice, labbro inferiore e lobo dell'orecchino, come se Liliana avesse subito un colpo diretto al viso. Passiamo ora a considerare le lesioni all'orecchio sinistro, che indicano un'infiltrazione ematica probabilmente causata da un impatto con una superficie rigida. Questa lesione potrebbe essere la conseguenza di un colpo inferto al lato destro del viso, che ha costretto la testa a sbattere violentemente. Gli esami dell'anatomopatologa hanno rivelato ulteriori traumi, una frattura alla seconda vertebra toracica e lesioni subpleuriche a livello polmonare. Questi traumi potrebbero suggerire un'immagine di violenza fisica significativa, forse un'aggressione o un incidente di grave entità. Fulvio Covalero, amico di Liliana, sostiene che la donna sia stata prelevata in auto dal suo aggressore, e che una colluttazione abbia avuto luogo lì, causando un possibile colpo di frusta. Questa teoria si scontra con l'ipotesi della procura che suggerisce una caduta accidentale. Tuttavia, ci si interroga su come una caduta possa spiegare le diverse lesioni distribuite sul corpo di Liliana, se si considera l'ipotesi di un suicidio. Un ulteriore elemento di grande importanza è la relazione della botanica forense Marisa Vidali. L'esperta ha analizzato le condizioni dell'area dove il corpo è stato ritrovato, soffermandosi sulla vegetazione presente e sui dati meteorologici del periodo. Se il corpo fosse rimasto per 3 settimane nella stessa posizione, lo strato di edera sottostante avrebbe dovuto essere schiacciato e ingiallito, ma non era così. Inoltre, nonostante le piogge avvenute tra la scomparsa e il ritrovamento, i sacchi neri che avvolgevano il corpo erano puliti, suggerendo che il corpo non sia rimasto all'aperto per tutto quel tempo. Le temperature registrate, mai inferiori ai 4 gradi, non avrebbero potuto contribuire alla conservazione del corpo, contraddicendo l'ipotesi di un'esposizione prolungata. In conclusione, il caso di Liliana Resinovic rimane un enigma complesso, con numerosi indizi che puntano in direzioni diverse. La criminodinamica e l'analisi forense continuano a offrire nuove prospettive, ma è essenziale che ogni dettaglio venga attentamente esaminato per avvicinarsi alla verità di quanto accaduto. La ricerca di giustizia per Liliana è ancora aperta, e solo un'indagine meticolosa potrà sperare di svelare il mistero che avvolge la sua tragica fine. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.